Va ora in onda La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con Il Sussidiario TV, presenta La chiusura delle borse di oggi. È stato uno di quei giorni in cui le borse non si sa bene dove vogliono andare, non si sa bene dove vogliono andare perché cercano di raccogliere un po' gli stimoli che vengono dai mercati esterni, da una parte dagli andamenti, dagli utili della società, dall'altro dallo scenario macroeconomico. Oggi è stato un giorno caratterizzato dall'attesa per i dati sull'inflazione americana, dati che sono arrivati all'apertura dei mercati. L'inflazione negli Stati Uniti è cresciuta del 3,4% dopo il 3,5% di giugno, quindi uno 0,1% in meno, che lascerebbe attendere tante cose. Questo dato sull'inflazione va visto un po' in due modi. Il dato sull'inflazione in senso complessivo, il 3,4%, è comunque un'inflazione più alta rispetto al target del 2% della Banca Centrale. Ma il fatto che l'inflazione sia lievemente in discesa dimostra che in fondo qualcosa si sta muovendo, e questo ha diviso un po' gli analisti che guardano un po' in avanti, che guardano soprattutto alle prospettive delle mosse della Banca Centrale Americana, quando a metà settembre dovrà decidere sui tassi. Li lascerà immutati come ha fatto l'ultima volta di fronte a questa lievissima discesa dei prezzi, oppure sarà la volta che, di fronte appunto al fatto che l'inflazione rimane abbastanza elevata, sarà la volta di un aumento dei tassi di interesse, come peraltro sarebbe in qualche modo un atto ostile verso la presidenza americana, verso Trump, che ha bisogno di una riduzione dei tassi, cosa che sarà difficile da verificare, ma comunque una stabilità dei tassi, perché uno dei problemi più grossi è il finanziamento del debito pubblico americano, e i tassi sono una parte fondamentale del servizio del debito. Ma torniamo ai mercati. I mercati appunto hanno reagito sostanzialmente con una stabilità, qualche azione è andata su, qualche azione è andata giù. Quelle che sono salite sono state soprattutto le azioni tecnologiche, sull'onda di una tendenza appunto favorevole verso i titoli tecnologici anche in Italia, anche sulla borsa di Milano. I due titoli che hanno avuto dei risultati delle crescite maggiori sono stati Prysmian e ST Microelectronics, che sono appunto i simboli dell'industria tecnologica italiana. Meno successo, diciamo, hanno avuto altri settori. Il settore delle banche è stato molto contrastato, con alcune banche che hanno avuto dei frazionari margini di guadagno ed altre che hanno limato un po' i risultati degli ultimi giorni. Quindi complessivamente una giornata segnata dalla stabilità e dalle prospettive di attesa appunto per nuovi dati che potranno arrivare nelle prossime settimane, sia sul fronte dei bilanci societari, sia sul fronte appunto di una macroeconomia che è ancora fortemente condizionata dal petrolio e dalle vicende legate allo stretto di Hormuz, che oggi hanno sceniato qualche elemento negativo, con una crescita appunto del prezzo del greggio e soprattutto una crescita più alta di quanto si poteva pensare del gas naturale, che anche questo risente all'interno della struttura del mercato energetico degli avvenimenti sul fronte internazionale. E anche per questi elementi c'è da vedere quali potranno essere le reazioni da parte delle singole società di fronte a un aggravio dei costi di produzione, come quelli derivanti appunto dagli aumenti di prezzi delle materie prime energetiche. Comunque diciamo che prevale sui mercati un clima un po' ferragostano, si guarda un po' in avanti, si cerca un po' di superare la passata nottata, una nottata per fortuna abbastanza tranquilla, non ci sono dei grandi movimenti che meritano una osservazione particolare. Aspettiamo Ferragosto e come qualcuno dice, agosto è un periodo interessante perché avvengono cose che non si prevedono, e quindi potremo commentare anche forse nelle prossime settimane qualcosa che non siamo ancora in grado oggi di prevedere. Avete ascoltato La chiusura delle borse, realizzato in